E Carolina è qui, bellissima, come sempre, fortissima, Carolina? Fortissima, più di prima. Allora, Carolina ha deciso di percorrere questa battaglia condividendo tantissimi momenti delle sue giornate sui social. Sono davvero migliaia di persone che hanno testimoniato l'affetto che hanno nei tuoi confronti. Vogliamo vederle? Allora, dall'altra parte ci sono un sacco di cretini, posso chiamarli così? Cretini. Insensibili. Siete dei cretini, io posso dirlo, io lo posso dire, che scrivono delle cose, ma come vi permettete? Ma come vi permettete di toccare la forza e il coraggio di una donna che decide, anche con grande umiltà, di condividere la propria vita, un momento di così grande fragilità, anche di grande tenerezza, che veramente Carolina sta mostrando anche una parte diversa di sé, nuova di sé, e voi vi permettete di scrivere quelle stupidaggini. Siete dei cretini. Allora Carolina, intanto come sta andando? Adesso come stai? Io intanto sono molto contenta di essere qua, anche perché non ci dimentichiamo che è il mese della prevenzione, ottobre, Certo. e quindi ancora invito a tutte le donne di fare prevenzione. Aspetta che ti metto. Sì. Sistemo il tuo microfono, Sì, così mi sono messa la si parrucca sente meglio. nuova, un po' Cleopatra. Sei bellissima. Ma diciamo che a me piace anche stare così, da latina, perché noi donne non ci dobbiamo vergognare di niente. Brava. E niente, io sto bene. Io sto bene, lo sto vivendo serenamente e con forza. Senti, quando hai scoperto che avevi Allora, questa malattia? io volevo un figlio e sono andata, ecco, a fare un po' di controlli e mancava solo l'ultimo controllo, la mammografia, e finalmente potevo coronare questo sogno di diventare mamma. Solo che poi ho avuto una brutta notizia e quindi invece di dirmi, ecco Carolina, mi hanno detto, ecco Carolina, c'hai un tumore. E da lì il mondo crollato addosso. E sono stata molto male, ho pianto tanto, però quando tu passi un momento del genere, soprattutto noi donne, non sai di avere una forza così incredibile, perché anch'io alcune volte vedo i miei post, alcune volte vedo su Instagram quello che dice, o magari quando mi sveglio quello che sono diventata adesso, e io dico, cavolo, ma che cavolo di forza mi è uscita? Ma io non so nemmeno come l'ho avuta questa forza. Però ti dico di più. Tutte quelle donne che mi scrivono e che hanno passato questo... Io mi emoziono sempre perché mi emoziono, ma non per... Mi emoziono perché sono orgogliosa di queste donne, sono orgogliosa di essere donna. Tutte queste donne che hanno passato e hanno avuto il tumore mi hanno tranquillizzato, non mi hanno fatto sentire sola, mi hanno scritto. Io uso il mio Instagram come se fosse un diario, io scrivo tutte le mie emozioni. No, è veramente molto... Io ti sto seguendo, ti seguo e devo dire che sei veramente straordinaria in questo, perché secondo me dai tanto coraggio, sai? Io scrivo, si vede donne. che scrivo io perché faccio un casino di errori, essendo bilingue con lo spagnolo sicuramente qualcuno dice mamma mia come scrivi male, però non fa niente, io sono questa e scrivo così e voglio arrivare al cuore, sono spontanea. E queste donne che hanno subito il tumore e mi dicono Carolina, l'ho subito 5 anni fa, 10 anni fa, sono donne incredibili, mi hanno insegnato tanto, mi scrivono tantissimo, e anche donne che hanno paura, tanto paura, mi vedono a me, Carolina guarda mi dai forza, dimmi com'è la chemio, dimmi come mi devo comportare, cosa mangi, cose... Io ho sempre una parolina per loro perché loro mi danno forza, loro mi tengono compagnia e ben venga. Ci sono anche i cattivi che mi dicono Carolina... Come va la malattia adesso? Che cosa ti dicono i medici? Io mi mancano 6 cicli di chemio bianca
Ok. E quindi io dico sempre il 10 novembre finisco tutto e farò una grandissima festa, dopodiché anche quando mi levano il pickport, perché il pickport è una cannula che ti entra in vena ed è lunga 41 centimetri, quindi adesso non la sento più, però soltanto dormire, cioè... Solo il pensiero che poi ti venga levata questa cosa è No, come io lì faccio una festa, sei una invitata. liberazione. No, una liberazione perché... Allora, vediamo che cosa racconti nei social. Fai piangere pure me, eh? Guarda che io ho le lacrime facili, qua, ultimamente. Mannaggia. Allora, è molto bello come tu racconti tutto, sai? È molto bello questo tuo modo ironico anche che hai di affrontare le cose. Vicino a te c'è Fabrizio Cerusico. Sì, io lo chiamo il Salvador. È il Salvador. È il mio Salvador perché hai scritto anche un libro, un racconto nei tuoi racconti, diciamo, sì, anche su perché Instagram. praticamente io dovevo fare l'ultimo esame, mammografia, e lui mi diceva vai a fare la mammografia perché così facciamo... Per diventare madre, Sì, stavi sì. facendo il percorso per diventare madre. E lui praticamente è il dottore Guarda Cerusico. pure la telecamera il lì, dottore Carolina, Cerusico grazie. che mi voleva aiutare, ecco, mi deve aiutare perché Certo. me l'hai promesso. Perché questo sogno di diventare mamma non è che adesso l'ho accantonato. abbiamo aperto il cassetto Certo. ormai, il cassetto di Io non volare. non perdo la speranza, io farò l'impossibile per diventare mamma perché me lo merito. Assolutamente, e oggi ancora di più, Carolina. E voglio dire una cosa, se io non riesco a diventare mamma, adotterò un bambino. Cioè, nel senso che io diventerò mamma e punto. Anche se il bambino sarà adottato, ancora meglio. Cioè, I figli sono di chi li cresce, i figli sai, sono amore di chi mio. li cresce, non sono di chi li fa. E quindi... È una cosa molto bella quella che hai detto, sai? Una cosa molto bella. Fabrizio, com'è andata? Ha fatto questo esame? È importante fare prevenzione, questo è fondamentale? Sì, è fondamentale fare prevenzione. La prevenzione non è uno slogan, è una cosa piuttosto seria. Lei è stata molto brava e molto coraggiosa e credo che testimoniare il percorso di malattia che sta facendo Carolina è un atto eroico, è un atto anche di fede. Non si guarisce solamente con le medicine, Eleonora, si guarisce anche con la fede nei medici, con la fede nella scienza e per chi crede anche nella fede in Dio. Lei ha molta fede, ha molto coraggio e la sua testimonianza servirà a tutte le donne che in questo momento la stanno seguendo nei social, in questa trasmissione, per dire sì, si può fare, si può guarire e il mio percorso, il mio desiderio di gravidanza non sarà lontano. Io da parte mia mi impegnerò al massimo. Io vorrei seguire un po' questo percorso vostro, mi piacerebbe tanto, perché io conosco Carolina da tempo, conosco il tuo compagno e io veramente vorrei esserti accanto in questo tuo percorso, se ti fa piacere, sia come amica e come professionista. Ci sono tante persone che ti vogliono molto bene, il web è scoppiato per te, devo dire che perché non ci sono solo i cretini di cui abbiamo parlato prima, vero Marco? Ci sono tante persone che vogliono bene a Carolina, Marco Feraglioni e Francesco Fradella, apriamo i due collegamenti, grazie. Francesco è un giornalista. Marco, a te. Sì, volevo dire intanto che Carolina è l'influencer del bene e dell'amore. Lei con questo suo modo, questa narrazione, praticamente ha dimostrato l'amore anche verso il prossimo, anche perché attraverso i suoi racconti e la sua narrazione lei sta facendo un grande lavoro anche sociale, sta appunto infondendo sicurezza a tante persone che stanno combattendo la sua stessa guerra e poi anche lei si sta anche spendendo anche per la prevenzione. E la prevenzione è l'unica cosa che praticamente è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere tante malattie e quindi la sua forza sta arrivando proprio dritta alle persone. Dovete pensare che la seguono 320.000 persone ed ogni suo video è visualizzato più di 300.000 volte. È veramente questo grande amore che lei regala e che ritorna, che dà forza a lei e anche a chi sta appunto combattendo delle malattie. È veramente straordinaria, bellissima come sempre e io gli auguro ogni bene. E i cretini lasciamoli da parte, quelli non li vogliamo, da parte. non ci e interessano. Grazie. Volevo dire anche una cosa, che praticamente questo figlio deve nascere, già la vita gli ha salvato e sicuramente nascerà un figlio e lei sarà una mamma splendida, sono sicuro di questo. Incrociamo le dita, ma come dice Carolina,
Carolina, se non dovesse arrivare mi piacerebbe adottare un bambino, e questo veramente ti fa grande onore, Carolina, sì. Questo messaggio, questa cosa che hai detto è molto molto comunque bella. Francesco, a te. Beh, Eleonora, io conosco bene Carolina, è una donna pazzesca, fantastica. Qui c'è amore allo stato puro. Voglio difenderla come giornalista da qualsiasi attacco e lo dico pubblicamente: chi scrive sul web cose irripetibili è un imbecille, perché Carolina ha dimostrato, sta dimostrando di essere una donna forte, di avere tanta intelligenza, di avere autoironia, e sarà sicuramente un'ottima madre. Io ne sono certo, avrà un figlio, lo crescerà con dei valori, con dei principi che sono l'amore, che sono sicuramente l'aiuto e il rispetto verso il prossimo, e la sua sfida, la sua battaglia che ha già vinto ci rende davvero delle persone felici. Io vorrei mandare a lei un grandissimo abbraccio e voglio dire grazie anche al medico che è in studio, perché sta dimostrando davvero di amare questa professione. Voi siete una bella, diciamo, una bella testimonianza di come un medico possa, anche come dici tu nella prevenzione, possa essere a fianco, no, a una donna. Sì, io credo che la relazione medico-paziente è alla base. Io credo che una buona relazione è metà della cura di tutte le patologie che si possono incontrare. Carolina è la persona adatta e credo che oggi è campionessa del mondo di vita. Che carino, grazie. Senti Carolina, come affronterai i prossimi giorni, i prossimi mesi? Allora io... Aspettiamo di fare questa festa? Sì. Io la prossima chemio ho il 20 e poi 20 ottobre, perché io le faccio 20 e poi 10 novembre finisco. 10 novembre il 10 finisco, novembre finisci? E niente, io volevo ringraziare qua il prof Cerusico che mi è stato molto vicino, perché è difficile trovare comunque i medici che ti stanno vicino, certo, che ti danno magari il numero di telefono, contattami se tu hai bisogno di qualcosa, e devo dire che lui non solo con me, ma con tutte le sue pazienti. Cosa, si guarisce con la testa. Sì. Lo vogliamo mandare questo messaggio anche, perché oltre alla medicina e le terapie ufficiali assolutamente, però anche la reazione, no, che uno ha. Si guarisce con la testa, perché io mi sono detta adesso che facciamo? Mi svegliavo la mattina dicendo mi piango addosso, rimango a letto, non mi alzo, perché ti viene un po' di depressione e tristezza. E no, a me piace tanto vivere bene, io mi alzo, cucino, lavoro, ho la forza di volontà ancora di più di fare tutto, è la testa che deve vincere. È la festa, perché poi tanto finisce e tu diventerai sempre una donna migliore, una persona migliore. Quindi io auguro anche a chi ti circonda, come i familiari, non abbandonate gli ammalati, non abbandonate i vostri cari, perché diventeranno una persona meravigliosa, si apre un mondo. Grazie Carolina per questo messaggio, grazie per essere stata con noi. Allora ti seguiamo nelle tante tappe che avrai. Grazie a te. Se ti fa piacere ovviamente. Certo, mi fa, e sono aspettiamo onorata di fare insieme quella festa. Sì. Ciao, grazie. Grazie Fabrizio. Grazie.